Grazie Presidente, anch'io ovviamente ringrazio gli ospiti che sono intervenuti e tutti i cittadini che sono così numerosi, anche se a ora di cena giustamente qualcuno è già andato. È ovvio che questa sera il Consiglio Comunale non chiede ai cittadini di sostituirsi a chi deve decidere. Sappiamo tutti che è la politica che deve decidere e in questo caso sappiamo tutti che la competenza delle scelte sulla sanità del nostro territorio spettano alla Regione. L'obiettivo di questa sera era quello di condividere con i cittadini e condividere con la comunità un problema che è della comunità, nulla di più. La riforma del titolo V della Costituzione, che ora è in discussione al Senato all'interno della più ampia riforma istituzionale, ripropone il dibattito anche sull'organizzazione della sanità, oggi assegnata, come dicevo, alle regioni, e sull'assegnazione quindi delle competenze fra i diversi livelli di governo. I diversi scandali negli anni accaduti nel nostro Paese e le incivili diversità del livello di servizio tra territori ripropongono oggi la questione circa il ruolo dello Stato. Qualcuno individua nella regionalizzazione del servizio la causa di tali mali e ripropone addirittura il riaccentramento della funzione. Io ritengo invece che le responsabilità vadano abbassate il più possibile, che quindi venga lasciata alle regioni, in grado di farlo, l'organizzazione dei servizi sociosanitari, nel rispetto però dei livelli essenziali di servizio che lo Stato deve indicare e che deve controllare. Ogni regione può poi, a partire da questi, migliorarsi e specializzarsi, creando eccellenze e competenze che accreditino il proprio servizio come modello per altri territori. Non concordo quindi, per esempio, con il consigliere Geronazzo che sosteneva che a tutti gli ospedali devono essere date le stesse risorse e che in tutti gli ospedali si debba dare lo stesso servizio. È giusto che nei territori ci sia un livello minimo di servizi uguale per tutti, ma che poi chi è più bravo sappia dare dei servizi migliori. In tutto ciò è ovvio che è urgente l'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard quale oggettivo e indiscutibile criterio di valutazione. In tale contesto, in questo contesto futuro, le regioni saprebbero di essere verificate e valutate nella loro capacità di erogare un servizio pubblico essenziale e nella capacità di farlo in modo efficiente. Anche le scelte della nostra ASL quindi dovrebbero rispondere a questi due grandi criteri, il livello di servizio e l'efficienza o sostenibilità economica come la descrive il piano sociosanitario regionale. Oggi nel Veneto orientale i cittadini che scelgono di curarsi fuori regione costituiscono, in termini di costi, il cosiddetto quinto ospedale. Mi pare quindi che un primo giudizio sul servizio sanitario sia già sotto gli occhi di tutti e non può essere interpretato che in senso negativo. Questi cittadini, che ricordo che sono quelli che possono spostarsi, trovano altrove o un servizio migliore, o una cura in tempi più brevi, o una specialità che nel loro territorio non c'è. Il tema di questa adunanza è vasto e vista l'attualità mi soffermerò necessariamente sull'aspetto dell'ospedale, ma mi preme sottolineare quanto oggi mai sia importante investire sul territorio, sul sistema dei medici di base, sulle strutture complementari agli ospedali e sui servizi di assistenza, spesso che sono gestiti da associazioni e da cooperative. Anche in questo sono possibili delle eccellenze, ne abbiamo alcune sul territorio, mi riferisco per esempio al Centro per i disturbi di comportamento alimentare. Fatico a comprendere quindi, anche nell'ultimo atto aziendale di gennaio, un così irrisorio investimento sul territorio rispetto a un grosso investimento sulle strutture ospedaliere esistenti. Rifiuterei invece di accettare, se questa fosse la ragione alla base del mancato rinnovo delle convenzioni in essere con cooperative sociali e associazioni al 31/12 dell'anno scorso, se questa fosse la ragione, ripeto, che lo svolgimento dei servizi svolti oggi da queste cooperative fosse affidato tramite un'unica gara, con il rischio che venisse nel nostro territorio una cooperativa da altri territori, con il rischio che poi la subappaltasse a cooperative locali senza garanzie per i lavoratori. In questo Consiglio Comunale dal 1993 a ripetizione si è discusso del tema dell'organizzazione ospedaliera, sempre nell'allarme di un depotenziamento delle strutture del territorio. Ciò impone due tipi di riflessioni, almeno a me. Da un lato o manca una programmazione che rincorriamo, oppure la programmazione c'è e prevede lo svuotamento delle strutture di Portogruaro e di San Donà. Dall'altro
Dall'altro vi è un'incertezza dovuta a logiche campanilistiche delle istituzioni del territorio, che ha generato il trascinarsi di scelte che andavano prese anni fa e che avrebbero sciolto alcuni nodi oggi non più rinviabili, e mi riferisco in particolare al plesso di Jesolo e alla casa di cura Rizzola. Oggi ci troviamo quindi a ripetere l'ennesima discussione sugli ospedali del Veneto orientale, purtroppo consapevoli che questa volta il tema fa parte della campagna elettorale per le prossime regionali e ci troviamo a discutere di ospedale unico. Siamo costretti quindi a parlare all'interno della campagna elettorale e pertanto io faccio delle considerazioni anche su questo. La prima è che la proposta del centrodestra, Lega compresa, attuali forze di governo, al di là delle poco credibili tentativi di differenziazione dei singoli, è chiara. Sì all'ospedale unico. Anche questa sera ho sentito dire sì all'ospedale unico, basta che si faccia a Portogruaro. L'ospedale unico è una concezione, o sia a favore o sia contro, non va bene che sia a favore solo se è a casa mia. La proposta del centrosinistra invece finora a mio parere, e lo dico ovviamente sapendo di esserne parte anch'io, finora a mio parere è stata poco chiara e per il prossimo anno, per la scadenza delle regionali, dovrà essere alternativa a quella dell'ospedale unico e ben definita. Io non ho preclusioni e penso nessuno di noi ideologiche sull'ospedale unico, ma ritengo che gli obiettivi di razionalizzazione e di creazione delle eccellenze possano essere realizzati anche diversamente, cominciando a ridurre il numero degli ospedali. Per necessità di sintesi vado per punti. Specializzare deve essere la parola chiave per gli ospedali di Portogruaro e di San Donà di Piave, che vanno mantenuti. In queste strutture devono essere potenziate la diagnostica e distribuite le specialità. Un paziente in entrambi deve trovare il primo soccorso, l'individuazione del problema, la diagnosi quindi, e dopo essere messo in sicurezza in tempi adeguati può essere trasferito nel reparto di destinazione, sia che esso si trovi nella stessa struttura che in un'altra. Così si fa con successo in molti altri territori, è solo una questione di organizzazione. E permettetemi che un richiamo anche a cose che sono apparse in questi giorni nel giornale. Anche il punto nascite e pediatria sono un servizio essenziale per un plesso ospedaliero. Lo dico per esperienza, un anno fa ho utilizzato questi reparti e ritengo che riuscire nel momento più bello della propria vita, partorire nel proprio ospedale, nella propria comunità, vicino alle proprie famiglie, sia un livello di servizio che deve essere mantenuto. Integrazione poi deve essere la parola chiave per la casa di cura Rizzola, che non deve essere posta in concorrenza con le strutture ospedaliere esistenti, nell'attribuzione dei posti letti per esempio, ma deve attrezzarsi per fornire servizi complementari a quelli ospedalieri, in un contesto di concorrenza. L'attrattività deve essere la condizione per poter mantenere il plesso di Jesolo, ma non bastano gli annunci. La programmazione regionale deve coerentemente indicare una specializzazione innovativa e attrattiva che anche in una gestione pubblico-privata possa garantire una sorta di autonoma sostenibilità economica del plesso. Ne abbiamo qui vicino un esempio già citato da qualcuno prima di me. Mi riferisco all'ospedale di Mota di Livenza, che è stato in grado di rilanciarsi nella riabilitazione, ribaltando i flussi con il vicino Friuli Venezia Giulia, diventando a sua volta attrazione di pazienti da altre regioni. Programmazione di accordi e convenzioni tra strutture venete e infine la chiave per la gestione delle fughe, che a seguito dei punti precedenti, quindi della creazione di eccellenze nella nostra ASL o nelle vicine ASL della Regione, può dare un'alternativa al paziente del nostro territorio. Anche rispetto a questo vi sono esempi di intelligenti protocolli, accordi e convenzioni che in maniera lungimirante hanno cercato di premiare i buoni servizi all'interno di una stessa regione o in uno scambio bidirezionale tra regioni diverse, quindi un dare e avere di pazienti. Quindi ribadisco, se queste sono le ragioni per dire no a un ospedale unico, questo no vale sia che questo si prefiguri a Portogruaro sia che esso si prefiguri a San Donà. In ultimo, perché ritengo che in sanità non dovrebbe essere il primo elemento di valutazione, ma oggi è necessariamente un aspetto non trascurabile, affronto il tema della sostenibilità economico-finanziaria delle alternative. Il progetto dell'ospedale unico comporta, oltre alla spesa per la costruzione, il costo di lasciare vuote ed inutilizzate una serie di strutture difficilmente convertibili ad altro uso se non quello sanitario. È noto a tutti poi che all'interno del bilancio regionale non ci sono le risorse per la realizzazione della nuova struttura.
Forse si pensa ad un project financing? Altri prima di me hanno già citato questo aspetto. Su questo è necessario oggi più che mai una riflessione. Esso deve essere uno strumento per oculati investimenti in una collaborazione tra programmazione pubblica e risorse private. Lungi da noi, lungi dal Veneto orientale, l'interesse di politici o di imprese che pensano di fare business sulla sanità del Veneto orientale. E poi, la realizzazione di un nuovo ospedale, quanto richiederebbe? 10 anni? E nel frattempo le risorse verrebbero indirizzate dove? In strutture che verrebbero poi svuotate? I cittadini hanno bisogno di salute oggi, non fra 10 anni. Chiudo cogliendo l'invito del consigliere Geronazzo rivolto ai parlamentari, quindi anche a me, di fare squadra per il territorio. Io ritengo di farla e rivolgo lo stesso invito al Presidente Zaia e alla Giunta regionale a venire qui nel Veneto orientale e fare squadra con i propri cittadini.